Buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti alla prima puntata della stagione 2020 di Calcio di Rigore, la 19esima per l'esattezza di questa stagione. E prima di iniziare vi vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione e do la buona serata alla nostra Corin Stella. Buon anno Corin. Ciao a tutti, buon anno a tutti. E ne approfitto subito per ricordare il numero per interagire con noi durante la serata, che è 333 60 94 299. Potete trovarci anche alla pagina Facebook Calcio di Rigore. Ora passiamo a presentare i nostri ospiti. Abbiamo il nostro Giacomo Alpini. Ciao, buon anno a tutti, buon anno anche a voi e ciao a tutti. Cristian Montanari. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Nicola Cavina. Buonasera, ciao a tutti. E infine Alessandro Paganini. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io vedo subito il nostro Giacomo Alpini più radioso e sorridente che mai. Come mai, vuoi dircelo? Io sorrido molto, forse Nicola un po' meno, però ieri è stata per me una bella domenica, siamo riusciti a strappare 3 punti insperati e veramente importanti per il Bellaria. Dopo magari ne parleremo anche con Nicola. Io se volete mi sposto. No, stai tranquillo perché magari... Non si sa mai. No, tranquillo. Comunque, bella vittoria. Bene. Sofferta ma bella. Importante quello. Una domanda al volo per Alessandro. Allora, dopo la sosta invernale, come possiamo rigenerare il campo da gioco? So che avete dei prodotti specifici. Sì. Cioè, dopo la pausa invernale i tappeti erbosi sono molto rovinati, quindi converrebbe rigenerarli. Ecco, noi della Starter Green abbiamo dei miscugli specifici per questo impiego. Abbiamo un miscuglio che si chiama Blue Top Overseeding e serve appunto per rigenerare prati rovinati e disfatti. Voi Alessandro, ricordiamo sempre, stiamo guardando le immagini dove avete l'azienda anche per potersi rivolgere quando ci sono problemi di questo tipo. Sì, noi abbiamo la possibilità di consegnare direttamente i nostri prodotti sul territorio romagnolo, quindi abbiamo sementi da prato, fertilizzanti e tanti altri prodotti. Nel campo sportivo possiamo dire la nostra con questo seme da rigenerare e anche con un concime specifico per rinverdire il prato. E tra l'altro stasera lui esordirà con un altro spot che avevamo realizzato quest'estate, mia cara Corin, davvero molto simpatico, orientato per l'appunto ai calciatori. E poi capiremo meglio il come e il perché. Ieri è stata una giornata particolare perché per quanto riguarda il calcio nostrano, ma anche il calcio a livello dilettantistico nazionale, abbiamo avuto nella Serie D, girone che seguiamo da vicino, la vittoria del Mantova che continua a condurre in capo alla classifica anche in questo 2020. Nel girone F esegue un altro punto importante verso la lotta a salvezza il Cattolica, però il Campobasso frena la San Nicolò Notaresco, capolista ancora, ma che adesso ha più 6 lunghezze sul Matelica, secondo in classifica. Per quanto riguarda l'eccellenza, poi lo vedremo, il Coriano tira un sospiro di sollievo perché riesce finalmente a vincere. Invece per quanto riguarda appunto la Betta, la Marignanese ha un intoppo casalingo, un pareggio contro la Copparese, ne approfitta subito il Diegaro che vince in esterna. Per la promozione, punti importanti per la salvezza, tu prima scherzavi, ridevi con il nostro Giacomo Alpini per il Bellaria, che però nella stessa giornata riceve e vede anche il Novafelte a trionfare, ma chi veramente festeggia la grande è il Pietracuta, poi ce lo racconterà il nostro Cristian stasera presente qui nei nostri studi, che si porta a -1 dal Russi. Duello molto interessante tra il Russi, che è la candidata principale a vincere questo torneo, e il Pietracuta che è il secondo. Prima categoria ancora ferma, ma ci sono delle novità che poi chiederemo al nostro Giacomo Alpini. Ma la cosa più bella, la copertina di questa trasmissione, questa sera la diamo al Gabice Gradara, che in promozione marchigiana ottiene il primato solitario in classifica, andando a vincere contro la diretta concorrente per la vittoria finale di questo torneo, ovvero il Biagio Nazaro. Complimenti davvero al team di Marsili e Scaldovi. Io direi di iniziare a vedere con te tutti i risultati e classifiche. Partiamo subito.
Fiorenzuola Alfonsine 2-1, Crema Breno 0-1, Fanfulla Calvina Sport 1-2, Mezzolara Ciliverghe Mazzano 1-1, Forlì Lentigione 2-1, Mantova San Maurese 2-1, Progresso Savignanese 0-0, Correggese Sporting Franciacorta 3-0, Sasso Marconi Zola Vigor Calpaneto 3-2. Andiamo a vedere sempre con te, Corin, la classifica dopo questo turno, prego. Mantova 45 punti, Fiorenzuola 38, Correggese 33, Mezzolara 32, Fanfulla Lentigione 30, Forlì 28, Breno 26, Calvina Sport 25, Sporting Franciacorta 24, Progresso 23, Sasso Marconi Zola 21, Crema 20, San Maurese 19, Vigor Calpaneto Alfonsine 18, Ciliverghe Mazzano 17, Savignanese 13. Guarda, i nostri spettatori sono subito attenti alla nostra scaletta, infatti è arrivato il primo messaggio, secondo me questa domanda la puoi rivolgere al nostro Giacomo, inerente proprio a questo girone. Prego. Allora, secondo voi a questo punto quante probabilità di salvezza rimangono alla Savignanese e quanto sarà decisivo lo scontro diretto di domenica con l'Alfonsine? Bella domanda, e una domanda che fa capire che il nostro telespettatore è attento, anche perché nella partita di ieri la Savignanese purtroppo non è andata oltre lo 0-0, anche se avrebbe meritato qualcosa in più, però ha un problema grosso che sono quella in fase realizzativa. Per quanto riguarda invece le altre romagnole, stiamo parlando dell'Alfonsine, che inserisco tra le romagnole e del San Maurese, la classifica sorride leggermente di più della Savignanese, però anche loro ieri sono dovute cadere purtroppo in casa delle prime due della classifica con lo stesso risultato, anche se dobbiamo dire che non hanno deluso, anzi hanno messo in difficoltà le prime della classe. Visto lo scontro di domenica prossima, che sarà Alfonsine e Savignanese, io penso che la Savignanese è costretta a fare i 3 punti per cercare di rimanere attaccata a questo treno salvezza. Poi sarà molto difficile perché vedo la squadra di Savignano un po' in ritardo, come dicevo prima, in fase realizzativa. Non è che l'Alfonsine sia meglio, però bisogna che si sbloccano al più presto. A mio avviso la San Maurese, che sono andato a vedere domenica scorsa contro il Mezzolara e ha fatto un gran secondo tempo, forse ha qualche chance in più di queste due squadre. Ebbene, allora io direi con la nostra Corin di iniziare a vedere i contributi filmati, poi entriamo nel dettaglio anche con Alessandro. Prego. Bene. Corin. Adesso guardiamo insieme la sintesi di Forlì Lentigione. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota, il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. I Forlì tornano a giocare a Morgagni e soprattutto a sorridere con una vittoria sul Lentigione per 2-1. Complice numerosi infortuni, è arrivato per i biancorossi un rallentamento non previsto che ha visto 2 pareggi e 2 sconfitte. La prima occasione del match è dei biancorossi, quest'oggi in maglia nera. Il colpo di testa di Vessi fa gridare a gol, ma non è così. Il Lentigione si affida a Scalini, qui destro termina sul fondo, ma abituati a colpi di genialità, i tifosi del Forlì vedono sbloccare la gara grazie all'invenzione di Bonandi. Geniale il suo colpo di tacco a liberare Gomez che dentro l'area piccola infila l'estremo ospite dando ai Galletti l'1-0. Lentigione che risponde da punizione con Bernasconi, ma la sfera si alza sopra la traversa. Gli ospiti insistono con la nuova chance, il cross di Barranca vede Zamagni salvare sulla linea di porta. Forlì che torna a farsi minaccioso e il tiro a cross di Buonocunto viene sventato dalla difesa ospite. Al 38esimo Bernasconi effettua una gran bordata dalla distanza, ma la sfera è lontana dal bersaglio. Squadra a riposo sull'1-0. Nella ripresa il Lentigione cerca la battuta di Scalini, Forlì si salva con affanno, l'azione prosegue, Zagnoni coglie il palo alla destra dell'estremo di casa. Il Forlì torna in attacco a questo punto, Bonandi con un cross innocente risulta invece vincente, nessuna deviazione anche se il movimento del compagno sotto porta inganna i riflessi di Rossi. Il Lentigione riapre i giochi subito dopo rimediando un penalty, Barranca dal dischetto spiazza il portiere di casa. Match che diventa nervoso, al 28esimo il cross al centro per Bonandi viene bloccato da Rossi, Forlì che insiste, tiro di Bonandi fuori misura. Il Lentigione replica con Barranca, De Gori evita pericoli maggiori, battuta cercata anche da Piccinini, nulla di fatto. Dall'angolo infatti
avviene l'ultima azione con il direttore di gara che sancisce la vittoria finale del Forlì per 2-1. Ok, iniziamo, prego Cori. Ebbene, io passerei subito ad Alessandro. So che ieri sei andato a vedere una partita, la partita del Forlì. Cosa ne pensi? Sì, sono andato a vedere appunto Forlì contro Lentigione, è stata una partita combattuta, vibrante, come avete visto dalle immagini. Forlì era andato su 2-0, poi un rigore discutibile ha riaperto la partita e c'è stato qualche brivido finale, ma nel complesso credo che il Forlì abbia meritato i 3 punti. Ecco. Ti sta piacendo questo girone, Alessandro? Sì, adesso il Forlì è una squadra che combatte, diciamo, adesso ha trovato finalmente la vittoria dopo 2 sconfitte consecutive e chissà che non sia diciamo, il buon viatico per arrivare verso i play-off. Ma secondo te la gente a Forlì, vivendo anche lo stadio, riesce a accettare questa categoria, vedendo anche i trascorsi, è stata in Serie C, questa squadra insomma ha un passato importante? Sì, in effetti quando, come dicevo anche la volta precedente, quando ci sono incontri con squadre, diciamo, di paesi più, diciamo, piccoli, ecco, è un peccato vedere il Forlì con avversari, diciamo, sulla carta inferiore, però la categoria è questa, quindi conviene andare fino in fondo e provare di arrivare a questi play-off che potrebbero riservare delle sorprese. Anche perché a livello di organizzazione, vedendo anche il giornalino che hai sotto mano, Sì, mi sembra una sì, città sì. molto organizzata, lo stadio lo conosciamo tutti, importante, Sì. meriterebbe un palcoscenico migliore, no? Sicuramente, ecco, credo che la società abbia fatto anche degli interventi in questo mercato, c'erano dei nuovi innesti e quindi ho visto una squadra che combatte, ecco, anche quando perde è sempre sul pezzo, quindi secondo me potrebbe farcela. Va bene, allora rimaniamo appunto sul tuo giudizio per quanto riguarda anche le prossime partite del Forlì. Speriamo appunto che sia, come dice Alessandro, che potremo vedere un campionato ancora più interessante proprio per l'introduzione del Forlì. Andiamo a vedere il prossimo turno con te Corin, così dopo ci spostiamo nel girone F che sono arrivate già delle domande. Benissimo. Breno Correggese, Calvina Sport Crema, Forlì Fanfulla, Samaurese Fiorenzuola, Lentigione Mantova, Vigor Carpaneto Mezzolara, Ciliverghe Mazzano Progresso, Sporting Franciacorta Sanso Marconi Zola, Alfonsine Savignanese. Ebbene, allora, sempre con te ci spostiamo per l'appunto Serie D, Girone D, Serie D, Girone F, perché qui è successo davvero di tutto con il Campobasso che ha fermato la capolista San Nicolò Notaresco. Ricordiamo che San Nicolò ieri faceva debuttare Francesco Scotti, ex portiere del Rimini, che non ha debuttato nel migliore dei modi perché poi c'è stato il terzo gol con il suo contributo. Salutiamo Francesco e so che ci segue a distanza, non mi vorrà tanto bene dopo aver detto questa cosa qui, però le immagini insomma sono a vostra disposizione. Prego cara Corin, vai. Tolentino Terme Fiuggi 1-1, Pineto Chieti 1-0, Notaresco Città di Campobasso 1-3, Matelica Montegiorgio 3-2, Vastese Real Giulianova 1-1, Agnonese Recanatese 2-1, Porto Sant'Elpidio Cattolica 1-1, Avezzano San Giustese 0-1, Jesina Vasto Girardi 2-3. Andiamo a vedere adesso la classifica, vai pure. Notaresco 46 punti, Matelica 40, Recanatese 36, Città di Campobasso 35, Montegiorgio Vastese Pineto 30, Agnonese 29, Terme Fiuggi Vasto Girardi 25, Tolentino 22, San Giustese Porto Sant'Elpidio 20, Real Giulianova 19, Chieti 17, Avezzano 15, Cattolica 13, Jesina 12. Allora, prima di andare a vedere il contributo che poi ci elencherà la nostra cara Corin, Alpini, questa Cattolica ha bisogno di una punta per dire la sua? Visto l'infortunio di Rizzitelli direi proprio di sì, anche perché fino adesso era colui che toglieva le castagne dal fuoco, quindi sicuramente questo infortunio di cui faccio l'in bocca al lupo al bomber Rizzitelli di una pronta guarigione è sicuramente un fattore negativo. Vista la partita di ieri ti direi in parte è stata sopperita questa mancanza, però più di un pareggio per la salvezza è troppo poco, cioè bisogna che arrivino i 3 punti, bisogna che risalga questa classifica. È vero che ieri ha lasciato l'ultimo posto, però è una magra consolazione, i 3 punti sono fondamentali per cercare di rincorrere questa salvezza. Anno nuovo, vita nuova, ma Corin è bella come nel 2019. Montanari, presidente Gambettola, ci saluta e ti chiede se hai trovato la strada per venire da Bellaria a Rimini vista la nebbia.
L'ho trovata, ormai la conosco a memoria, tutte le mattine per lavoro e tutti i lunedì qui, quindi ormai la macchina va da sola. Invece questa è una domanda per il DS del Faenza: come vede la lotta a playoff, se secondo lui il mio gambetto ha le possibilità di potersi salvare dopo i grandi cambiamenti del mercato? Allora, il Gambettola si è ringiovanito molto nella sessione invernale. Io contro di noi ho visto comunque una squadra brillante, e un po' come il Bellaria, nel senso che è molto giovane, però ha gamba e ha quel brio che comunque può sempre creare qualcosa in qualsiasi momento della partita, quindi secondo me ce la possono fare. Sempre Claudio scrive: subito i complimenti di faccia a Gabicce Gradara, di cui ormai sono divenuto un grande tifoso. Forza Gabicce, sognare non costa nulla. Una domanda per il direttore Cristian Montanari: quando rientrerà nel calcio e soprattutto come fa uno così preparato e competente a non avere un ruolo? Cristian, dicelo tu. Ma me lo chiedo, io non è che sono sempre stato uno molto umile, ho avuto delle esperienze che mi hanno portato ad avere dei risultati non molto positivi. Io ritengo che con la perseveranza, con l'attitudine, non mollando mai la presa, si possa comunque ritornare a calcare i campi che fanno tanto parte di noi stessi. Io senza il calcio non posso stare. Quello lo sappiamo. Ho anche un fratello che comunque gioca a Rimini. Io stesso a tempo, quando ho un attimo di tempo, visto e considerato che a maggio la famiglia si implementerà di una persona. Oh, che bello, dai. Dovrò un pochettino rivedere tutte le mie priorità, però l'idea è quella di ritornare un pochettino in sella, cercando un progetto che sembra che qualcosa possa arrivare, ritornare su a calcare il terreno tramite un progetto serio, fatto di persone serie, perché per me la serietà nel calcio è tutto. Dove non c'è serietà la lascio a chi sostanzialmente vuol fare calcio senza tanta serietà. Qui mi trovi d'accordo. Ringrazio comunque il presidente Montanari che mi aveva detto che una domanda me l'avrebbe fatta. Ma Montanari è pericoloso. Trabocchetto. Montanari è pericoloso, bisogna fare come i cani, tirarlo ogni tanto, tenerlo a bada, perché è pericoloso Montanari. Dopo gli dai il gelatino che così lo accontenti. Allora, il nuovo mister, nuova fetta. Ieri ha messo in campo una squadra fortissima con dei giovani bravissimi. Complimenti. Mi sto commuovendo perché lui di solito è molto critico, questo tifoso che ci scrive sempre. Stasera dai, è contento, sono felice, dai, anche per lui. Bene, Cori, cosa andiamo a vedere adesso? Adesso andiamo a vedere la sintesi di Porto Sant'Elpidio Cattolica. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con Mount Orboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo, entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. Porto Sant'Elpidio e Cattolica si sono divisi la posta in palio, pesantissima in chiave salvezza. L'1-1 finale rispecchia l'andamento di una gara tutto sommato equilibrata, anche se i giallorossi romagnoli, soprattutto nella ripresa, hanno creato più di un grattacapo ai marchigiani, che si sono presentati con un atipico 4-3-3, con Cucù, Gnane e Maio a spalleggiare con i tre centrali schierati dal Cattolica, supportati inoltre da due esterni in fase di ripiegamento. Battistini la punta proposta dagli ospiti, aiutato bene da Gasperoni in fase di possesso. Cattolica timido ad inizio gara, padroni di casa vogliosi di fare bottino pieno per staccarsi ulteriormente dalla zona minata della classifica, ma contro la difesa schierata dei giallorossi trovare spazi è stato praticamente quasi impossibile. Il tiro da lontano è stato spesso la soluzione più ovvia per gli azzurri di mister Mengo. Sul fronte opposto le incursioni di Gasperoni e di Croci hanno rappresentato più di un problema per la retroguardia elpidiense, locali che comunque trovano il vantaggio al 20° quando Cucù calibra bene il tiro piazzato dai 20 metri, l'esordiente Piai parte con un attimo di ritardo e viene sorpreso. Il pareggio arriva un attimo dopo, al 22°, la firma è quella di Merlonghi, ma la costruzione che porterà poi alla rete giallorossa è tutta merito del duo Gasperoni-Croci. Il gol spaventa i locali che non riusciranno più a impensierire i romagnoli, tranne nel finale di tempo, sempre su punizione. Il Cattolica nella ripresa si presenta molto determinato. Nei primi 10 minuti la squadra di mister Cascione fa girare bene palla, prova il fraseggio con più costanza per arrivare a ridosso dei 16 metri avversari. Al 12° sussulto marchigiano, punizione di Borgese e tocco di un difensore ospite che manda la sfera sul palo esterno.
Al 13° annullato un gol al Cattolica, tiro piazzato di Merlonghi, Battistini oltre la linea dei difensori quando riceve palla per darla poi ad un compagno per la battuta a rete, giusta la decisione del secondo assistente di alzare la bandierina. Mengo opera un doppio cambio, Fermani e Ruzier per Nicolosi e Niane, ridisegnando la squadra con un 4-3-1-2, la sostanza però non cambia, il Cattolica è sempre molto pericoloso, andando vicino alla rete in almeno 2 circostanze. Il Porto Sant'Elpidio però a 8 minuti dal termine ha l'occasione per segnare, il bolide di Cucù viene fermato a mano aperta da Piai, Ruzier però cicca il pallone al momento della ribattuta. Per i romagnoli sarebbe stata una punizione severa, alla fine giusto così. Giacomo, che dici? Comunque è un punto prezioso per il Cattolica. È un punto prezioso perché lascia acceso quel lumicino, ma come dicevo prima ormai non basta più perché le partite diminuiscono e deve cercare di riuscire a agguantare posizioni migliori, quindi è per quello che dico probabilmente serve un attaccante perché Rizzitelli era quello il realizzatore della squadra. Anche, ripeto, ieri a me ha sorpreso perché quando ho saputo che era sull'1-0, perdevano 1-0, ho detto è difficile che riesca a recuperare, invece è riuscito, quindi il punto è prezioso, però non basta più, bisogna cercare di fare un salto maggiore. Andiamo a vedere il prossimo turno con te Corin, con il contributo di Stefano Papini alias Papen. Vai pure Corin. Chieti Porto Sant'Elpidio, Basso Girardi Avezzano, Real Giulianova Matelica, Cattolica Agnonese, San Giustese Pineto, Montegiorgio Recanatese, Jesina Notaresco, Città di Campobasso Tolentino, Pelme Fiuggi Vastese. E adesso dalla Serie D Girone F ci spostiamo in eccellenza, così andiamo a sentire anche Nicola e poi facciamo qualche domanda a tutti quanti gli ospiti. Risultati delle classifiche, prego. Vadese Zola Argentana 2-0, Trop Coriano Castrocaro 1-0, Sampa Imola del Duca Ribelle 2-0, Medicina Fossatone Castenaso Calcio 1-0, Sant'Agostino Classe 1-0, Marignanese Copparese 2-2, Granamica Corticella 0-0, Football Cavaronco Diegaro 1-3, Voghiera Fioriccione 0-1. Andiamo a vedere la classifica sempre con te cara Corin con il contributo di Stefano dalla regia, prego. Diegaro 41 punti, Marignanese 39, Corticella 36, del Duca Ribello 32, Fioriccione 31, Granamica 30, Sant'Agostino Medicina Fossatone 26, Castenaso Calcio Sampa Imola 24, Vadese Zola Argentana 23, Copparese 21, Voghiera 19, Coriano 15, Football Cavaronco 11, Classe Castrocaro 9. Ebbene, allora iniziano già ad arrivare dei messaggi, leggiamo questo intanto, sempre diretto in questo caso al nostro Christian. Come la vedi la lotta per quanto riguarda il campionato d'eccellenza? Chi la spunterà? Marignanese e Diegaro, e se il Del Duca Ribelle può dire ancora la sua? Il Del Duca Ribelle sono un attimo di parte, nel senso che avevo iniziato la stagione anche se nel settore giovanile della società, lì da loro. Ho vissuto per un paio di mesi anche il discorso della prima squadra. E Del Duca ha una grossa struttura di gioco, un allenatore importante, però ritengo opportuno per questioni proprio di rosa che Del Duca sicuramente farà fare un ottimo campionato, essendo una neopromossa, anche se passando dalla Coppa, però non avrà grossissime possibilità secondo me di tenere la forza delle prime due. Per quanto riguarda il discorso chi vincerà il campionato, è una lotta ad armi pari probabilmente. Io ritengo che il Diegaro possa avere forse una marcia in più, permettetemi il termine, forse un gradino in più, starà la Marignanese che al momento i numeri dicono essere un pochettino in ritardo, anche se vedendo le immagini di ieri Gada ha sbagliato un rigore, Sartori ha fatto un Eurogol. Però comunque queste sono partite che secondo me devono essere chiuse per rimanere agganciate davanti. Un grande allenatore, Lilli, che saluto molto cordialmente, e per cui ritengo che questa potrà essere una lotta ad armi pari, senza tralasciare poi il discorso Corticella, perché non li ho mai visti, ma è una squadra un pochettino che fa un po' di pressione, diciamo, ecco. Allora, seguendo proprio gli spunti del nostro Cristian, cosa andiamo a vedere, Corin? Andiamo a vedere la sintesi Marignanese e Copparese. Arriva, Al
Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. La Marignanese stecca la seconda gara di stagione tra le mura amiche, trovando di fronte un'ostica Copparese che rischia di fare lo sgambetto col minimo sforzo. Al contrario, la Marignanese produce tanto ma realizza poco, ma quel poco vale oro la rovesciata di Sartori da Cineteca. L'inizio di marca locale, il colpo di testa di Sartori è parato da Turco, la chance per i padroni di casa arriva dagli 11 metri, Domini viene steso in aria, ma Gadda tradisce l'appuntamento con la rete calciando al lato, ma il gol è nell'area, una parabola beffarda di Sartori si spegne in fondo al sacco, proclamando l'incertezza di Turco. 1-0 per i padroni di casa e sembrerebbe che abbiano la strada spianata, invece seppur Sartori poco dopo la chance del raddoppio pecca sul più bello. Gli ospiti allora alzano il ritmo e iniziano a prendere confidenza con la porta, la botta di Evali si spegne sul fondo e sancisce la fine del primo tempo. Nella ripresa la punizione di Giurola termina fuori, ma come detto i rossoblu non demordono e pervengono a pari con il gol siglato da Evali, bravo a trovare il pertugio giusto. La Marignanese stordita risponde con Sartori, ma il numero 7 non reca pericoli che corre il collega Azzolini che su questo gol molto recriminato non può far nulla con il pallone raccolto nell'area piccola davanti a tutti da Mironsev che lo beffa per l'incredibile 1-2. Per i rossoblu non c'è neppure il tempo di festeggiare che dall'altra parte Sartori inventa il gol della domenica, deliziosa rovesciata che l'assa di stucco Turco che accenna l'intervento ma si blocca sul più bello vedendo la palla precipitare in fondo alla propria rete. Replay meritato. Sul 2-2 Fabri di testa mette fuori mentre Sartori si lascia bloccare la sfera da Turco, il quale si ripete al 90° su Fabri sventato il suo colpo di testa in calcio d'angolo prima che Gadda al 94° veda respinta la propria conclusione sulla linea di porta. 2-2 il finale. 2-2 il finale, prego Corin. Cristian, ti leggo un'esternazione di un nostro spettatore che ci scrive: anche ieri la del Duca Ribelle ha regalato 2 reti, vedere il primo gol per capire che la squadra purtroppo non è più concentrata aggressiva come le prime 15 partite. Cosa ne pensi? Penso che le squadre possono avere risultati positivi e negativi, momenti di assoluto up e momenti di down. La concentrazione è dura da mantenere totalmente tutto l'anno, però ritengo opportuno specificare che ogni partita ha storia a sé, questo è poco ma sicuro. Però sono convinto che con il modo di fare dell'allenatore, il modo di fare del suo vice, come prepara durante tutta la settimana, secondo me questo è solamente un attimo di crisi. Poi il mercato non li ha aiutati, tutto quello che vogliamo, perché comunque Montanari dovrà avere a che fare con delle curiose beghe / rogne, tra virgolette, però diciamo che secondo me Del Duca, a parte ieri, probabilmente potranno rimanere nella scia. Ecco. Questo penso. Ebbene, adesso andiamo a vedere la prossima partita. Vai Corin, vai. Guardiamo la sintesi Coriano Castrocaro. Gruppo Italia SRL, via Andrea Costa 111, Sant'Arcangelo di Romagna. Torna a respirare il Coriano dopo una serie nera infinita da incubo, da cucina da incubo, direbbe il noto chef Cannavacciuolo, ma il calcio è altra cosa e contro l'ultima della classe, Castrocaro, la band del presidente Marzi era obbligata ad ossare per non lasciare troppo presto i passi della categoria. Lo fa in un match non troppo bello, a dire il vero. Le immagini a cura della Punto Gold Sport testimoniano l'inizio di marca locale. Coriano in maglia blu che dall'angolo crea questo scambio che porta a tiro fuori misura Santoni. La replica di Castrocaro è affidata alla conclusione di Malò, di facile presa per il portiere di casa. Dal corner il Coriano si rende nuovamente pericoloso con il colpo di testa di Collini che termina ampiamente al lato. Nella ripresa il Castrocaro affonda con Kovakov, il cui traversone viene raccolto da Bonavitacola che spreca calciando alto. Seguono minuti di studio tra le due squadre quando Collini sembra avviato con gentile omaggio verso la strada dei gol, spreca calciando fuori a porta vuota. Da punizioni Tropical
prova a sbloccare la situazione. Questa traversone di Santoni diviene invitante per Marconi, ma su di lui chiude Mangialagiu ottimamente. A questo punto solo una giocata individuale e un colpo di fortuna può decidere il match. Inchiodato sullo 0-0, i Tropical ha il merito di trovare entrambe le combinazioni in un colpo solo e di mettere Scognamiglio nelle condizioni di diventare un tiro cross della domenica che regala i 3 punti ai suoi. Il Castrocaro replica con il tiro di Colonnello bloccato da Lombari, mentre il finale di marca locale, Collini intercetta un retropassaggio, serve Santoni ma la difesa ospite riesce a sbrogliare la situazione. Scognamiglio, che evidentemente ci ha preso gusto, e segue una solo personale, ma il suo tiro questa volta viene salvato da Calderoni, ma poco importa, il Tropical coreano torna a successo e a sperare. Per il Castrocaro è notte fonda. Cristian, un bellissimo messaggio. Ciao Cristian, un saluto dai tuoi fratelli che ti stanno guardando in questo momento, quindi li devi salutare assolutamente. Salutali primo piano anche per Cristian, chiediamo la regia. Salutali. Bomber Montanari ha risolto la partita ieri. Infatti ci chiedono da casa quanto è risultato ieri per il gol di tuo fratello con il Rimini, ricordiamo. Volete che mi faccia un'esternazione senza offesa? È finito il calcio, ragazzi. Non glielo dire. Montanari risolutivo, 3 punti, Rimini vince. Che gioia. È finito il calcio. Saluto anche l'altro mio fratello, ovviamente. Salutiamoli entrambi, grandi. Anche mio nipotino. Bene, mi fa molto piacere. News di mercato, Alpini in trattativa per prendere il posto di Amadeus a Sanremo. Ci può stare. Caro Alpini. Senti Giacomo, tu adesso fai un pochino, anzi diglielo tu di stare un pochino zitto, perché volevo sentire anche Nicola che ci nasconde. Come avete fatto a perdere col Bellare, Nicola? Me lo devi spiegare. Che dire, abbiamo sbagliato l'approccio. Ascolta, è stato lui, vi ha condizionato lui. Lui non credo. Guarda come gode stasera. No, tu l'hai fatto godere così tanto. Giustamente. Infatti mi ha invitato lui per quello, immagino. Sì, bravo, questo non lo tieni, io te lo dico Nicola, non lo dico. Senti, rispetto a qualche mese fa, tu eri venuto a trovarci a settembre a Faenza, avete fatto un campionato un po' strano, nel senso che siete partiti bene, poi vi siete un attimino stoppati, poi avete ripreso e adesso 2020, prima partita col Bellare, cosa è successo? Allora, c'è da dire che venivamo da 5 vittorie consecutive, esatto. Noi col mercato invernale ci siamo rinforzati, sono arrivati 3 giocatori di esperienza che era un po' quello che ci mancava, nel senso eravamo un gruppo molto giovane, quindi i risultati un po' altalenanti secondo me erano dovuti a quello, nel senso che eravamo un gruppo, dopo il Bellare siamo ancora la squadra che ha a livello di valorizzazione dei giovani siamo secondi. Sì, è vero. E quindi ieri abbiamo giocato con le 2 squadre più giovani e un po' i risultati altalenanti, secondo me il motivo era quello. Con questi 3 giocatori, ripeto, venivamo da una striscia positiva di 5 vittorie, ieri abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Il primo gol praticamente ce lo siamo fatti da soli noi su una sbavatura in uscita. E nel secondo tempo abbiamo provato in tutti i modi a provare di riacciuffarla, ma non siamo riusciti a fare il gol del pareggio e a 3 minuti dalla fine già nel recupero hanno fatto loro il 2-0 in ripartenza. Il risultato in parte è bugiardo, nel senso che mi sembra severo il 2-0, però sicuramente abbiamo sbagliato noi l'approccio, loro sono stati più brillanti. Per quanto riguarda la pagina adesso dell'eccellenza, che poi passiamo alla promozione dove è protagonista il nostro Nicola, Giacomo ti chiedo veramente, cerca di essere telegrafico e poi voglio lanciare la pubblicità. Il coreano si salva? Se gioca come ieri sì. È vero che il gol è arrivato in maniera fortuita, però dopo ho visto una squadra che si è sbloccata, forse era quello che mancava al coreano, quindi un risultato positivo, un episodio fortunoso, però ho visto dopo delle buone giocate, quindi ha tutte le chance per salvarsi. Cori, andiamo a vedere il prossimo turno e poi lanciamo la pubblicità, così ci fermiamo per 3 minuti esatti, vai. Corticella Football Cavarunco, Copparese Granamica, Classe Marignanese, Castenaso Calcio Voghiera, Del Duca Ribelle Medicina Fossatone, Fioriccione Sant'Agostino, Castrocaro San Paimola, Argentana Coriano, Diegaro Vadese Zola. E riportiamo il saluto a Cristian, ciao zio, da Federico, quindi anche Federico salutiamo, ciao Federico, cosa lanciamo adesso? Pubblicità.
Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota è il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili, di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green dal 2000 è la tua squadra del cuore. Hai fretta? Vuoi risolvere i tuoi problemi con manto erboso e non solo? Affrettati ad entrare in campo. Entra in azione e scegli i prodotti Starter Green. Starter Green, la cura migliore per garden, vivai, aziende agricole, giardinieri, manutentori, manti erbosi e per le piante fiorite da orto e da giardino. Inoltre, Starter Green vi presenta il nostro prodotto top, Starter Tricco K. E ci trovate anche su internet startergreen.it. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Seconda parte di Calcio di rigore Caracori, prima puntata del 2020, C'è ancora un po' di emozione, o no? Ancora sì. Dai che ci sciogliamo. Sei pronta allora per andare a vedere i prossimi risultati? Qui intanto da Gabice facciamogli i complimenti, perché veramente, Presidente, non per sviolinare appunto voi e i tifosi rossoblù, ma ieri a Chiaravalle, campionato di promozione marchigiana è veramente bello, devo dare ragione per una volta a Baldisserri,
c'erano oltre 100 tifosi del Gabicce Gradara, una cosa insolita. Questo fa capire davvero la società e l'ottimo lavoro che sta facendo negli ultimi anni con i tifosi al seguito sia in casa ma soprattutto fuori casa. Ieri 100 in una sfida così delicata che ha visto poi il giusto premio, bellissimo risultato, 1-0. Dopo so che deve dire qualcosa il presidente Alpini, quindi se dice qualcosa di errato lo sgridi in diretta per piacere, perché lo iniziamo a ammazzare. Prego Coni, scusami madame, vai. Allora, risultati e classifica di promozione, giusto? Vai. Torconca Bagnacavallo 1-2, Sant'Ermete Cervia 2-3, Reno 2M 0-0, San Pietro Bolognese 2-2, Visnova Feltria Vossoghiaia 5-1, Pietracuta Gambettola 2-1, Vismisano Gatteo 0-0, Faenza Bellaria Giamarina 0-2, San Pierana Russi 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo Però 0-2 turno. l'ha detto un po' piano. Ho detto 0-2. Hai fatto bene, C'è qua Nicola che la sgrida. Ti abbiamo già fatto godere troppo stasera, non va bene, dai. Vai avanti, vai avanti. Russi 37 punti, Pietracuta 36, San Pietro 33, Vismisano Torconca Faenza 32, Gatteo 29, Sparta Bolognese 28, Cervia Reno 26, San Pierana 21, Gambettola 19, Bagnacavallo 2M 18, Bellaria Egea Marina 17, Visnova Feltri 17, Sant'Ermete 12, Fossoghiaia 7. 7 punti. Ebbene, allora, buonasera Corin e tutto lo staff di Calcio di Rigore. Approfitto per farvi i miei sinceri auguri di buon anno 2020, meglio tardi che mai. Johanna, salutiamo anche Johanna. No, magari ad Alpini non gli facciamo gli auguri, se vogliamo. Allora, prima di sentire Nicola, stanno arrivando tantissimi messaggi. Andiamo a vedere qualche servizio perché abbiamo fatto il record ieri, 4 servizi di promozione. Vai, iniziamo da quello, vai, prego. Andiamo a vedere insieme la sintesi di Nova Feltria Fossoghiaia. Gioia e dolori, il luogo ritrovato, l'appartenenza ritrovata in uno stadio rimodernizzato e dipinto di giallo-blu ad iniziare dalla tribuna, passando per lo spogliatoio. E poi la vita, il momento di dolore nel ricordo del fratello, del presidente Terence, passando per la concentrazione in nuovi volti come quello di Fabiani alla prima per uno che da queste parti aveva allenato 10 anni prima. Ed infine la notizia più bella di giornata, l'attaccante Mezgur che con la complicità della tifoseria chiede la mano alla sua amata prima del calcio d'inizio, un copione che non ammette repliche dove perfino il poeta Tonino Guerra rimarrebbe stupito e il brindisi prima del fischio d'inizio è d'obbligo. Neppure il tempo di battere della lunetta del centrocampo che Nova Feltria passa, lancia a cercare sulla destra il numero 9 Luzzi che siga l'1-0 dei padroni di casa, tanto per mettere subito in chiaro le cose e via i festeggiamenti. Ma per il Fossoghiaia sarà un pomeriggio di stress continuo soprattutto per il portiere Menghi, costretto ad evitare già il possibile KO al minuto 5 su questo tiro di Barducci. Dalla bandierina Nova Feltria trova poco dopo il raddoppio, Mezgur fresco sposo benedice così la risposta affermativa della sua dada, 2-0 e nuova gioia per il popolo giallo-blu. Il Nova Feltria gioca e si diverte, qui Luzzi spreca il tris, mentre dall'altra parte una trattenuta in area di rigore provoca il rigore per il Fossoghiaia, dal dischetto dell'anno non sbaglia. Gli ospiti insistono e grazie anche a una carambola fortunosa vincono un rimpallo ma scaricano malamente il pallone del pari. Espulso per il Fossoghiaia anche il tecnico Assirelli, squadra a riposo sul 2-1. Nella ripresa dell'anno prova a colpire da calcio piazzato, conclusione da dimenticare, mentre l'indemoniato Luzzi continua a bersagliare il povero Menghi che qui si salva in stile goffo ma efficace. Gli ospiti mettono il naso fuori dalla propria metà campo e Franceschini con questo tiro cross reca più di un brivido al bravo Romani, ma il Nova Feltria si cautela e mette in ghiaccio il match quando il giovane Piva, incuniatosi in area di rigore, batte Menghi per il 3-1 del Nova Feltria e via la gioia meritata di uno dei baby della squadra. Gli ospiti in qualche modo cercano di rimanere in partita, ma dopo un tentativo vano Barducci sfiora il poker, mentre Mezgur e Luzzi scambiano affettuosi abbracci di cortesia, ma né il numero 7 né Luzzi concretizzano nel migliore dei modi. E quando ti specchi troppo, ecco che il Fossoghiaia dalla bandierina colpisce il montante alla sinistra di Romani. È un avvertimento. Il Nova Feltria continua allora nel suo forcing, recriminando un rigore per un azzeramento di Luzzi. L'arbitro lascia proseguire, ma lo stesso Luzzi chiama un minuto dopo alla presa Menghi. Quando il Fossoghiaia alza definitivamente bandiera bianca, Barducci si procura il rigore sacrosanto che lui stesso decide di battere, trovando la sua prima marcatura con la maglia del Nova Feltria. Il poker ora è servito.
Per la cinquina ci prova Mezzegur da calcio piazzato, Menghi respinge sulla ribattuta dell'attaccante calcia alto, ma prima del triplice fischio l'incursione di Mezzegur viene premiata da Barducci che trova il secondo gol di giornata, siglando una personale doppietta che lancia il Nova Feltria verso un nuovo inizio targato Fabiani e verso quella salvezza a cui il club ambisce per brindare nel migliore dei modi a un'impresa che, visto le tante complicazioni, sarebbe il coronamento di un sogno. Bene. Da casa ci scrivono: il Pietracuta non molla mai. A questo punto io mi rivolgo direttamente al nostro Alessandro. Visto che non ti sei espresso, secondo te chi vince il campionato tra Diegore e Marignanese? Sì, ecco, io diciamo sono interessato alla vittoria di una delle due squadre. Ecco, so che sono tutte e due attrezzate, come diceva Giacomo, il Marignanese è molto forte, però sottoscritto fa il tifo per il Diegoro. Hai fatto bene a interpellare Giacomo, perché vorrei sapere cosa ne pensa del Nova Feltria, visto che poi sarà il prossimo avversario del Bellaria. Nova Feltria, sì, cambiato molto, nuovo mister, nuovi giocatori. Ieri una partita vinta strameritatamente contro forse un Fossoghiaia che ormai è un po' alla deriva, però l'ha vinta veramente bene il Nova Feltria. E poi era una partita piena di pathos, abbiamo visto, si è passati dal dolore col minuto di raccoglimento a quel fatto di Mezzegur che è veramente simpatico e bello, al nuovo campo, quindi era veramente una partita piena di pathos che era molto insidiosa. Però il Nova Feltria, questo nuovo Nova Feltria, direi che ha tutte le carte in regola per giocarsi la salvezza e domenica vinca il migliore. Ci dobbiamo attrezzare anche noi, soprattutto anche il tuo ragazzo, per farti una proposta così. È bellissimo il gesto di Mezzegur. Tu l'hai mai fatto, Giacomo? No, non sì, l'hai fatto a Baldisseri, è vero, hai chiesto di sposarti a Baldisseri, è vero, me l'ho dimenticato. Alpini Super, Forza Bellaria, Ampiezza, non li scrivete questi messaggi, non li scrivete, per favore. Aspetta, questo è bellissimo, questo lo devo leggere. Allora, questo qui è quello matto di Gabicce, stare lontano da lui suona sempre le trombe quando vai a Gabicce, stai lontano da lui è un pervertito, è strano. Buonasera a tutti, ieri vittoria da primato per i Gabicce Gradara, domenica tutti allo stadio per la gara casalinga contro la Passa Tempese. Abbiamo già prenotato i posti in tribuna anche alla Colin, seggiolino numero 153 vicino a Renzo Baldisseri. Ma io vengo, io vengo. Adesso che gliel'hai promesso ti dico che se non vieni mi sgridano a me, io te lo dico, quindi vedi tu cosa vuoi fare, vedi, salutate la capolista, l'hai chiamato, eccolo qui il trombettista, è già arrivato. Va bene, salutiamo Massimo, tifosissimo di Gabicce Gradara, che ci sta riempiendo la chat con i messaggi e tanti apprezzamenti verso di te. Grazie Massimo, grazie per avermi detto anche a me un seggiolino riservato, però non mi vuoi bene, dove passiamo noi? No, questo non lo posso leggere, lasciamo stare. Ma andiamo avanti, poi andiamo sugli ospiti, vai. Adesso andiamo a vedere insieme la sintesi di Pietracuta Gambettola. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Volare sognando, il 2020 per i Pietracuta inizia proseguendo quanto di buono fatto in conclusione del 2019. La squadra di Fregnani liquida a domicilio l'ostacolo Gambettola in cerca di punti salvezza in quanto risucchiata nella zona rossa da qualche settimana. Il ritorno al gol di Fratti rappresenta la ciliegina sulla torta. Il secondo posto in classifica, -1 della capolista Russi, permette di guardare gli altri senza soffrire di vertigini. Ma con l'immagine a cura di Elisa Drudi entriamo subito nel bio del match con il Pietracuta che va in gol grazie all'1-2 firmato Tosi Fratti. L'attaccante protegge ottimamente la sfera, la mette al centro dove Tosi in girata firma l'1-0 dei padroni di casa. Il Gambettola si affida al gioco di gambe di Ambrosini, bravo nel dribbling, un po' meno in fatto di conclusione. Proprio il numero 11 crea ancora scompiglio in area avversaria con la difesa del Pietracuta che riesce a liberare. Il Pietracuta replica con la punizione di Fabri a cercare la torre Fratti, l'attaccante segue un tiro a cross sventato da Rigoni. Nella ripresa lo stesso Bomber a provare la via del gol, il pallone si alza sopra la traversa della porta difesa da Lara, ma la gloria personale è solo rimandata. Bruma porta avanti il pallone, mette al centro dove Fratti stoppa e
si gira, trovando il pertugio giusto sotto le gambe del diretto marcatore che inganna anche l'estremo Dallara. Il successo è confezionato, anche se nel finale il Pietracuta rischia perché il gambetto la prima sfiora la marcatura ma Molari alza la mira da buona posizione, poi infila Leardini con l'altro neoentrato Tramonti che con due finte eleganti rende tutto dannatamente semplice, ma in verità si tratta di una rete da applausi. Reazione tardiva dei neroverdi che non riescono a rovinare la festa al Pietracuta, che a fine match è libero di festeggiare il successo con la propria tifoseria. Per farli felici noi diciamo semplicemente che la salvezza è lontana 6 lunghezze, tanto per non rompere i loro equilibri. Montanari, sei stato a vedere il Pietracuta ieri, che impressione ti ha fatto? Io ho visto una partita bloccata. Quello anch'io nel commentarla. Una partita bloccata, scarsa di episodi, scarsa di contenuti. Il Pietracuta ha avuto la meglio. Dal primo minuto al 90esimo non mi sono divertito. Mi sono divertito più dal 90esimo al 94esimo. Ma perché il Pietracuta comunque ha approfittato di due mancanze praticamente. Più la prima è stato un rimpallo fortuito in area di rigore. E la seconda, se lasci un metro fra Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Il lupo perde il pelo ma non è visto, caro Daniele. Per Bene. cui Pietracuta si gode la sua alta classifica sperando che possa mantenerla il più possibile. Ieri parlando col direttore, con Conti, sono molto contenti di quello che stanno facendo, vorrei vedere il contrario. Oltre ogni previsione, bisogna dirlo. Quindi questo è insomma. Allora, andiamo a vedere intanto Corin, perché voglio sentire Nicola adesso, però lanciamo prima il servizio, poi mettiamo la museruola al nostro Giacomo Alpini che starà zitto per quanto riguarda appunto Faenza Bellaria. Qualcosa devo dire, Non lo so, adesso vediamo, se fai il bravo, forse tu hai mai fatto una proposta di matrimonio a parte di Bardisselli come ha fatto ieri Mezgur? No, a parte di Bardisselli no, Ecco. adesso vedremo di rimediare. Va bene, forza Pietracuta Sofia, e poi ci parlano anche dell'esultanza del capitano dei Gabicce Gradara Sabatini in particolare. Le andiamo a vedere tutte, tra poco faremo anche un'analisi su Gabicce Gradara. Prego Corin. Andiamo a vedere la sintesi di Faenza Bellaria. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A Faenza, campo proibitivo per i Bellari Giammarina 1956, che invece con un risultato all'ingresso confeziona un importante successo in chiave salvezza. Gli ospiti giocano un buon primo tempo, nella ripresa arriva la risposta dei Faenza che crea diverse palle gol, ma anche tanta confusione con gli adriatici che hanno la capacità di attendere, di colpire e di siglare i gol che sancisce la matematica vittoria a un passo dalla fine. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo sull'analisi del match. La Bio vedi Bellariece al tiro con questo tentativo di Chiussi, facile presa per Ravaglia. Lanzoni replica nell'immediato con questo pallone indirizzato nell'angolino, Mignani si rifugia in corner. Ordinaria amministrazione per l'estremo ospite su questa conclusione di Chiarini, ma la frittata viene poco dopo. Ravaglia in uscita chiama a sé la sfera, Conti a sua volta la chiama compagno, ma in stile Paolo Sousa, fine carriera, troppo lento tra pensiero e fase di impostazione, e segue una strana apertura da cui scaturisce un rimpallo a favore dei Bellari in direzione Marchini, che infila l'incolpevole Ravaglia dando al Bellaria il vantaggio. La reazione del Faenza è sterile, Cisterni impegna così Mignani, mentre la miglior palla gol del primo tempo arriva su questo traversone dove di testa Chiarini chiama al tuffo Mignani. Lo stesso portiere in uscita poco dopo evita pericoli maggiori, mentre il Faenza crea la seconda palla gol degna di nota di questo primo tempo quando in girata Chiarini sfiora il bersaglio, squadra riposta sullo 0-1. Nella ripresa i padroni di casa dominano in fatto di occasioni ma appaiono troppo precipitosi. Lanzoni in questo caso ne è una prova. Il traversone di Chiarini diviene un pericolo per la difesa bellariese che quando attaccata mostra i soliti limiti. La punizione di Pioppo è una chiamata per svegliare il lungo sonno di Mignani, il quale dovrà superarsi poco dopo quando la bandierina Gabrielli arriva a staccare di testa. Il portiere risponde presente a suo modo. I padroni di casa continuano a schiacciare gli ospiti ma Lanzoni non riesce l'Eurogol e finalmente quando il Bellaria esce fuori dalla propria metà campo Facondini serve a Zanni e Bellavisti il pallone del 2-0 ma i due giocatori si ostacolano la vicenda. Ravaglia in questo caso ringrazia ma i suoi prima da punizione e successivamente con un tiro di Lanzoni non riescono ad incidere. Più deciso Montemaggi, Mignani controlla ed
de via in corner. Il Bellaria fa le prove del gol, chiamando al risveglio Ravaglia prima di finalizzare nel migliore dei modi una discesa di Loi con conclusione finale ad opera di Zanni. 0-2 ed ora sì, la vittoria adriatica si materializza sempre più. Insperata la vigilia, ma gli uomini diffusi sono stati cinici e precisi come non mai. Meno tiri rispetto a Faenza, ma più precisione. Il Faenza si morde le mani, Pioppo dalla distanza alza la mira, poi lui stesso scaturì la battuta finale di Conti fuori misura. Infine l'ultima chance del match sprecata da Chiarini. Passo indietro per il Faenza sul piano del gioco, vittoria che dà fiducia alla formazione di Fusi, che domenica Nanni ospiterà il Nova Fetia per un vero scontro salvezza. Allora, Nicola, sai un po' detto prima della partita quello che pensa Alpini, a noi non ci frega, sai che ci frega solo quello che dici tu in base a quello che è successo ieri. Quindi da qui alla fine che scenario dobbiamo aspettarci per quanto riguarda la piazza di Faenza? Ma noi il nostro obiettivo è quello di stare nelle prime 5, poi dopo che siamo primo sicuramente tanto meglio, però che sia secondo, dopo terzo, quarto, quinto, l'importante è stare nella zona dei playoff. Credo che con i 3 innesti abbiamo tutto per poterci riuscire, anche se lì davanti ci sono secondo me 5, 6, 7 squadre attrezzate per starci tutte 6-7 nei playoff, quindi secondo me sarà equilibrato fino alla fine. Vedendo anche gli innesti di cui mi hai parlato in questa puntata, prima del tuo arrivo ne parlavo anche con Giacomo e ne avevamo discusso anche io e te a settembre. Faenza è possibile che anche in virtù di quello stadio importante che avete, del passato così importante, la gente non si avvicini a questa benedetta squadra? Ma ce n'è sempre stata poca, perché anche quando eravamo in C... Quindi tradizionalmente siete una piazza... A livello culturale no, sono tutti a vedere il basket le palazzette è pieno, sia femminile che maschile. Quindi secondo te cosa servirebbe per far cambiare un po' la rotazione? Pur essendo... Niente, se vai in Serie A dopo la gente viene, ma finché sei in Lega Pro non viene nessuno. Però è un peccato, no? Parlami un po' anche della realtà di Faenza, perché io parlavo anni fa, ho conosciuto il vostro ufficio stampa quando venne a giocare anche il Rimini a Faenza, mi diceva appunto anche dei settori giovanili importanti. Sì, un bel settore giovanile, tra i migliori della regione a livello dilettantistico. I giovani che giocano fuori quota in prima squadra sono tutti nostri, credo che siamo gli unici dall'eccellenza in giù ad avere i giovani totalmente provenienti dal nostro settore giovanile, quindi quello sicuramente è una bella cosa, ma non ti aiuta a vincere dei campionati o a portare gente dello stadio. Quindi è bello come progetto, a livello di settore giovanile è una bella vetrina, perché comunque dei giovani le richieste ci arrivano ogni giorno per venire a giocare da noi, la prima squadra però purtroppo serve anche altro, sia a livello di budget e sia di tutto, insomma, quindi non serve avere 60.000 abitanti e avere un bello stadio. Ma per poter arrivare appunto a far giocare i giovani in promozione, quanti anni ci siete dovuti stare dietro a questo progetto? È un progetto che è partito 8-9 anni fa, quindi ci vuole del tempo. Ti ho fatto questa domanda perché qui ogni puntata arrivano messaggi soprattutto da Nova Fetia dove la gente si lamenta che i giovani del posto non giocano, ma tu stesso che rappresenti una piazza importante come Faenza, lo diciamo ai nostri spettatori anche di Nova Fetia che ha fatto la Serie C, fai capire che comunque c'è stato dietro un progetto di 8-9 anni, quindi non è che uno che si trova una promozione arrivata dalla Lega può subito al primo anno far giocare i giovani così in un campionato tra l'altro difficile come la promozione. Assolutamente, ci vuole del tempo e ci vuole soprattutto della pazienza. Perché comunque noi, anche quando eravamo in eccellenza, che ogni estate ci chiamano dei procuratori o dei direttori sportivi che magari hanno le seconde scelte delle Primavera o della Berretti, che sicuramente erano meglio dei nostri giovani 7-8 anni fa, però la società ha sempre rifiutato e chiaramente ci vuole della pazienza, perché è chiaro che fa più gol a prendere un Primavera in uscita dal Bologna che un tuo giocatore del settore giovanile, no? Però dopo è sempre una questione di obiettivi e di pazienza. Invece ti voglio direttamente in questa puntata anche far fare un complimento da Giacomo, perché ieri è rimasto impressionato dall'accoglienza e per questo lui ti ringrazia, ti ringraziamo anche noi con le nostre telecamere di Telerimini e attraverso anche il contributo di Mario che dietro la telecamera, che ringraziamo e facciamo buon anno anche a lui, se riesce a fare questo primo piano, caro Mario, sul giornale inerente appunto al Faenza. Perché sei rimasto impressionato, mi dicevi? Allora, hai fatto bene a rimarcare questo, nel senso che l'accoglienza è stata bellissima, ho visto una gran bella organizzazione e poi mi ha colpito questo giornalino. Questo giornalino viene distribuito su tutte le partite casalinghe del Faenza, ma è un giornalino a mio avviso fatto benissimo, nel senso che è molto completo, parla del Faenza, parla delle avversarie, ma soprattutto parla delle avversarie non dal lato solo, può essere della squadra del Faenza, ma si interfaccia anche con gli avversari
l'addetto stampa loro ci ha contattato, ha chiesto informazioni, ha chiesto conferma di alcune notizie che aveva, quindi ha riportato veramente la reale situazione. Quindi a mio avviso è veramente fatto bene e devo fare i complimenti per l'organizzazione e soprattutto per questo prodotto. Allora, purtroppo il problema del pubblico nei dilettanti è generalizzato. Ieri, ad esempio, San Pietro in Vincoli, Sparta, Castel Bolognese, 25-30 persone, un'amarezza. È vero, perché poi tra l'altro ho visto anche l'immagine di questa partita, è un peccato che ci siano così poche persone, tra l'altro era un big match di giornata, mi trovo assolutamente d'accordo. Qui ci scrivono addirittura da Castel Bolognese, ringraziamo sempre anche le persone che ci seguono in tutta la regione Emilia-Romagna, ovviamente la nostra emittente che ci permette di essere visibili davvero non solo in Emilia-Romagna ma anche parte delle Marche. Prego Cori, andiamo a vedere l'ultimo servizio. Sì, andiamo a vedere la sintesi di Misano Gatteo. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. A Misano va in scena un match tra due belle realtà di questo torneo. La presentazione è giusta, ma quello che si vede in campo è uno spettacolo deludente. Il Gatteo deve passare ancora la sboglia delle feste natalizie, la Vis Misano fa qualcosa in più, ma spreca tantissimo. Con le immagini a cura di Eugenio Angeli passiamo all'analisi del match. Da una punizione di Serafini, Castagnoli è costretto a chiudere su Benedetti lanciato a rete. Lo stesso Benedetti, servito ottimamente da Muccioli, spreca così. Bravissimo Castagnoli nella risposta. Sulla ribattuta Serafini recupera la sfera ma non inquadra il bersaglio. Ancora Serafini il protagonista, ma tre giocatori dei Misano liberi di colpire vengono fermati da un fuorigioco molto contestato, probabile la posizione di offside ad opera del numero 9 di casa, mentre Benedetti riesce a calciare poco dopo ma lo fa malamente. Nella ripresa Serafini pennella per il neo entrato Rodriguez che di testa mette alto. L'occasione più limpida poco dopo capita a Muccioli, spettacolare la volée del numero 7, altrettanta splendida la parata di Castagnoli. È la volta di Serafini che ha la grande chance per bucare la porta dei Gatteo. Castagnoli è monumentale. Infine Russo con un affondo spaventa così la porta dell'estremo ospite, ma la gara termina qui. Come detto, il Misano fa la partita ma spreca le poche occasioni avute. Il Gatteo Sornione zitto zitto raccoglie un punto muovendo la classifica. Sì, avevo puntato, dicevo adesso a Giacomo, avevo puntato molto su questa partita perché essendo ferma anche la prima categoria, poi aprire una parentesi con te subito, velocissima, tu e Corin, speravo appunto di vedere due squadre che mi sono molto piaciute in questo campionato, sono due belle realtà, appunto uno spettacolo in campo, così non è stata una partita molto deludente, non si offendono gli addetti ai lavori, però davvero deludente, non mi è piaciuta. Prego. Bene, ora andiamo a leggere il prossimo turno. Per quanto... Sì, prossimo turno e poi dopo so che hai una domanda per quanto riguarda la prima categoria che ricomincerà il 26. Prego. Gatteo Faenza, 2M Pietracuta, Cervi Areno, Sparta Bolognese Sant'Ermete, Russi San Pietro, Bagnacavallo San Pierana, Fossoghiaia Torconca, Gambettola Vis Misano, Bellaresia Marina, Vis Nova Fecchia. Eh sì, qui abbiamo uno sconto diretto per la salvezza che sarà ripreso per l'appunto dal nostro Giacomo Alpini. Dicevamo per l'appunto, prima di spostarsi in promozione marchigiana, non si è giocata la prima categoria. Perché? Giacomo, perché? No, il campionato deve ancora iniziare, deve ancora riprendere per il 2020, ma ieri si è giocato un quarto di finale di Coppa dove ha visto protagonisti la Stella e il Savio, è finita 3-3, quindi a onor di cronaca bisogna dare questo risultato, quindi sono ai quarti e adesso c'è stato questo bel pareggio rocambolesco dove la Stella era in vantaggio per 3-1 e si è fatta raggiungere. Adesso, dopo questa informazione che ci è dato, ci spostiamo nella promozione marchigiana perché andiamo a vedere risultati e classifiche. C'è da festeggiare appunto il primato di una squadra che noi seguiamo ormai da 5 anni, che è il Gabicce Gradara. Complimenti nuovamente alla dirigenza e a tutti i tifosi rossoblù. Prego.
Valfoglia Cantiano Calcio 1-1, Biagio Nazzarro Gabice Gradara 0-1, Filottranese Lorenzini 1-0, Vigor Castelfidardo Mondolfo 0-0, Urbino Olimpia Marzocca 0-0, Passatempeso Osimana 0-1, Moie Vallesino Simostazione 1-1, Camerano Calcio Villa San Martino 2-3. Andiamo a vedere sempre con te, Corin, la classifica dopo l'ultimo turno. Vai. Gabice Gradara 32 punti, Biagio Nazzarro 31, Vigor Castelfidardo 29, Urbino 26, Filottranese 25, Moie Vallesina Osimana Villa San Martino 24, Simostazione 23, Mondolfo 21, Valfoglia 19, Passatempese 18, Olimpio Marzocca 17, Cantiano Calcio Lorenzini 16, Camerano Calcio 8. Questo è un campionato davvero particolare rispetto alla promozione romagna. Il campionato di promozione marchigiano è molto combattuto, l'avete visto anche nella classifica che vi ho appena letto la nostra Corin. Senti, prima di andare a vedere un po' il punto del campionato dopo quest'ultimo turno, a Gabice Gradara cosa vogliamo dire stasera, sinceramente? Allora, a Gabice Gradara bisogna fare sicuramente i complimenti per quello che riguarda la squadra, che è andata in casa della prima in classifica, perché domenica scorsa il campionato marchigiano aveva già ripreso e il Gabice con il pareggio aveva perso la prima posizione, però è andata a riprendere proponendo un calcio propositivo e soprattutto creando molte occasioni, quindi ha vinto 1-0 ma le occasioni ci sono state, quindi complimenti veramente alla squadra di mister Scardovi. Ma io volevo fare anche i complimenti alla dichiarazione del presidente Marsilli, perché quando a fine partita ha fatto uno dei pensieri maggiori è stato nei confronti dei tifosi presenti ieri allo stadio in esterna, ma soprattutto che stanno seguendo tutto il campionato, e questo è un gran bel segnale perché vengono apprezzati gli sforzi che fanno i tifosi a seguire, ma soprattutto viene dato risalto al valore di questo tifo che è molto caldo, che può dare quel qualcosa in più. Quindi in questo momento direi che il Gabice Gradara, per chi avesse ancora dei dubbi, veramente ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere questo campionato. E infatti da casa ci scrivono: da noi a Gabice Gradara la tribuna è sempre piena, e questo fa molto piacere. È vero? Sì, infatti è uno degli aspetti fondamentali di questo Gabice. Andiamo a vedere allora con te l'ultimo servizio di questa serata. Prego, Corin. Guardiamo il punto sul girone di promozione Marche. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Nella 17ª giornata il campionato di promozione marchigiana Girone A e seconda di ritorno perde il passo l'Urbino, che in attesa di recuperare la gara in casa del Camerano non va oltre lo 0-0 in casa con l'Olimpia Marzocca. Altro 0-0 di giornata è quello della Vigor Castelfidardo, che sempre a domicilio viene bloccata da Mondolfo. Successo esterno per l'Osimana, che di misura liquida la pratica Passatempese, gol partita a cura di Miramontes. Pareggio invece per 1-1 tra Moie Vallesina e Osimo Stazione. Al gol di Api risponde Clemente. Successo esterno per 3-2 del Villa San Martino sul campo del Camerano. Dopo 5 minuti Santini sblocca la pratica per i padroni di casa. Nella ripresa fatale al Camerano 18 minuti che intercorrono tra il 70° e l'88°. I gol nell'ordine per il Villa San Martino vanno Berti al 71° e Mazzoni in 2 occasioni, esattamente all'80° e all'88°. Vince di misura anche la Filottranese, che è la meglio sull'Ilario Barbara Lorenzini grazie al gol di Strappini arrivato al 63°. Pareggio per 1-1 tra Valfoglia e Cantiano, padroni di casa avanti con Mancini, ma che si fanno raggiungere al 70° da Bucefalo. Infine il big match di giornata va al Gabice Gradara, che espugna il campo del Biagio Nazzaro divenendo nuova capolista del torneo grazie alla marcatura arrivata al 61° direttamente dal capitano Sabatini. Sabatini si dimostra anche difensore goleador, non è una novità, davvero complimenti anche al capitano del Gabice Gradara. Poi, come diceva Giacomo, io aggiungo solamente anche un settore giovanile molto coltivato, perché comunque loro spendono molto, investono loro stessi e ci rimettono anche, ma questo è anche per cercare di rendere Gabice una vera realtà sempre più concreta nel territorio appunto marchigiano. Andiamo a vedere il prossimo turno, poi ti chiedo un'altra cosa perché è una curiosità sempre relativa al Gabice, prego.
Biagio Nazzaro Camerano Calcio, Mondolfo Cantiano Calcio, Olimpia Marzocca Filottranese, Osimo Stazione Urbino, Lorenzini Moglie Vallesina, Gabiccia Gradara Passatempese, Osimana Valfoglia, Villa San Martino, Vigor Castelfidardo. Sarà una partita difficile la prossima, che Gabiccia capolista affronterà la quart'ultima della classe. Il Gabiccia appunto è atteso da un difficile match con la Passatempese, come tu appunto ci ricordavi. Senti, una curiosità, me l'avevi raccontata a telecamera spenta, ma lo puoi dire anche a telecamera accesa. Scardovi di Bellare, cosa gli hai detto a Scardovi? Che avrebbero vinto, gli ha detto mister pompo lunedì, pompo, lui mi ha detto è difficile, gli ho detto tranquillo che ce la fai. Marsili, gli posso dire che lui è un portafortuna per i Gabiccia e un portasfortuna invece per i Bellaria, però dica a Scardovi di farsi sempre consigli ad Alpini e vedrà che il Gabiccia forse potrà, toccando ferro, vincere questo campionato. Va bene, complimenti ancora alla formazione rossoblu, siamo addirittura d'arrivo, è la prima puntata di questa stagione, tra poco Sport Up, tutto su Rimini Calcio, ospite questa sera Giorgio Screpis, ma Corin, cosa vogliamo fare adesso? Salutare i nostri ospiti. Allora, iniziamo dal nostro Giacomo. Ciao a tutti. Grazie a Giacomo Alpini, poi salutiamo Cristian Montanari. Buonasera, grazie dell'invito. E speriamo appunto di rivederti nel calcio che conta. Nicola, al volo, troppe 3 settimane di sosta, ne bastavano 2, ci chiedono da casa per te? Ma l'anno scorso secondo me era meglio, perché 3 settimane di sosta alla fine con gli allenamenti e tutto, ricominciare secondo me è sempre più difficile e l'abbiamo visto, quindi sono più per le 2, diciamo. Io ti faccio i complimenti, riportali anche alla società e speriamo che la prossima volta Alpini non lo fai godere così tanto. Speriamo. Grazie a voi. Grazie al nostro sponsor, al nostro partner Alessandro Paganini, che ci verrà a ritrovare il prossimo mese. Grazie Alessandro. Grazie, ciao a tutti. Noi ci vediamo tra poco, tutto su Rimini Calcio con Sport Up. Grazie ancora.